Gargiulo invece è in campo dal primo momento per quanto riguarda la formazione della Lube. Bottolo che va a ricevere, poi ancora Bottolo, ma c'è il muro con il pallone che ritorna nel campo Lube, poi è l'HP che mette giù da posto 4 il primo pallone portando avanti subito la formazione. Va a prendere la rincorsa il giocatore canadese ex Monza. Si cerca ancora Keita, prova un pallonetto, il pallone che rimane nel campo di Verona, poi in qualche maniera sospinge con le mani il libero della formazione di casa, ma il pallone è out e quindi punto Bottolo per Boninfante, poi la Gugia che prova la fucilata lungolinea e la formazione di casa che invece è pronta a ricevere. Pallone nelle mani di Bottolo. Poi ancora Gargiulo che praticamente sbaglia il tempo. Pallone è dentro e c'è l'Ace vincente che santisce anche il punteggio. Ospite con cortesia Abaev, Keita, Sani e Vitelli, oltre al libero appunto D'Amico che è pronto a ricevere. Primo punto conquistato direttamente da Lorenzo Cortesia. E poi il pallone si adagia sul nastro, cade a terra, è libero D'Amico. Bottolo per Boninfante, la Gugia c'è recupera ancora, poi D'Amico va a cercare direttamente Mocic. Il pallone in qualche maniera rimesso giù, poi è Bottolo che trova il percugio giusto mettendo giù il pallone. D'Amico. Poi si lotta con l'ultimo tocco di Ziegel, recupera la Lube, si cerca ancora Dirlich che prova un pallonetto e poi il pallone che viene messo giù direttamente. Giornata di ritorno di Superlega, Civitanova Marche, il servizio ancora ospite con il recupero Lube, poi Dirlich che va a lottare, mette il pallone sulle mani del muro della formazione opposto, classe 1997, 2 metri e 5 centimetri d'altezza, ancora Keita. Prova la rasoiata dai 9 metri. Il palleggiatore di origine russa, Boninfante, ancora per Gargiulo che non perdona. Una ricezione non precisa, Keita riappoggia ancora, c'è il muro Lube. Dopo la quarta giornata di ritorno della Superlega. E ancora un ace con